Buongiorno da Ariano nel Polesine, siamo nell'impianto di Ariano Biometano, un'installazione che si prefigge di affrontare la complessa questione dei reflui zootecnici. A spiegare il funzionamento e lo scopo di questo impianto, l'ingegnere Stefano Scotton, direttore operativo di Femogas. E allora di fatto l'investimento nasce da due presupposti, dalla volontà di dare un servizio agli allevatori, all'agricoltura, ai coltivatori e alla volontà di cavalcare l'input, che insomma è un input mondiale, vorremmo dire, rispetto alle questioni della sostenibilità. Perché parliamo di sostenibilità? Perché il vero scopo dell'impianto è quello di valorizzare i gas che derivano dalla digestione anaerobica delle biomasse e degli effluenti zootecnici. Cioè non solo non genera un impatto aggiuntivo inquinamento, ma lo tolgono, quindi un impianto di questo tipo non ha un impatto semplicemente neutro, ha un impatto per cui appunto le emissioni, no, di metano, di CO2 che normalmente ci sarebbero, cioè se non ci fosse l'impianto ci sarebbero quelle emissioni, l'impianto le toglie. Per questo impianto non sono stati richiesti nessun contributo pubblico. Per quanto riguarda il bilancio energetico dell'impianto, l'impianto è totalmente autonomo dal punto di vista energetico, gli autoconsumi incidono più o meno su un 25% complessivamente, quindi tutto il resto è gas che riesce a essere venduto, quindi il bilancio energetico è assolutamente positivo e non potrebbe essere diversamente. Parte alta lavoriamo il biogas per farlo diventare biometano, la parte bassa è quella per la lavorazione del digestato per suddividerlo nella fase liquida e la fase solida. Per la parte del biometano, che è la parte più interessante, che è la parte un po' più evoluta di questo nuovo modo di fare business, e abbiamo una filtrazione per rimuovere l'H2S, acido solfidrico, abbiamo una deumidificazione con un chiller, quindi un gruppo frigo che raffreddando il gas lo porta quasi a temperatura zero, quindi l'umidità condensa, eliminiamo la condensa. A quel punto abbiamo ancora un biogas grezzo, cioè ancora nelle due fasi miscelate CO2 e CH4 ma pulito. Entriamo nella tecnologia che poi vedremo qui, che è definita upgrading, quindi è una sorta di filtrazione a setaccio. Al momento noi stiamo già valorizzando il metano, finisce in un impianto di refrigerazione spinta perché lo facciamo liquido, quindi riduciamo i volumi, quindi aumentiamo la densità energetica, quindi valorizziamo anche la questione dei trasporti. Si pensi che passare dalla fase gassosa alla fase liquida abbiamo una riduzione di 600 volte il volume, andiamo a meno 150 gradi e a quel punto il prodotto è pronto per essere prelevato dai camion e portato ai distributori.